Io sono un medico di medicina generale, quindi nella mia vita professionale quotidiana mi trovo spesso ad affrontare l'esperienza di un individuo, non a caso, un mio paziente, che diventa, tra virgolette, incurabile. Quindi una persona che sostanzialmente crede che non ci sia più nulla da fare, e perlomeno tutti pensano questo. Sempre più però ci rendiamo conto, e questo è quello che ci siamo sentiti dire e stiamo dicendo questa mattina, che in questi casi c'è in effetti ancora tanto spazio per la cura, in realtà per prendersi cura di queste persone, per lenire la sofferenza fisica ma anche interiore e per accompagnare quindi ad una morte che possa essere dignitosa. Allora, grazie agli interventi di questi professionisti che seguiranno, noi possiamo affrontare questa esperienza da vari punti di vista, questa esperienza di accompagnamento, considerando quindi la morte come è stato detto prima con una frase bellissima, come il compimento della vita e non come la cessazione della vita stessa. Tra i colleghi che dovevano partecipare alla tavola rotonda manca il dottor Bastianetto che purtroppo per problemi di salute non ha potuto essere presente. Chiamo quindi qui a parlare il dottor Roberto Zanibellato, che è un medico di famiglia della ULSS 3 Serenissima ed è anche un membro del comitato scientifico della Fondazione Ars Medica. Chiamiamo tutti i relatori. Se vogliono accomodarsi qui al tavolo anche i successivi relatori, così magari evitiamo dopo gli spostamenti. Il dottor Ferro, la dottoressa Baracco, il dottor Lamarca, le dottoresse Baldi, Guarinoni e Casò, Elisa Mencacci e Paolo Giocottini. Come mi è stato chiesto, racconto un'esperienza di accompagnamento al fine vita vissuta nel quotidiano, senza clamori, ma per me significativa. La storia di Aldo, pensionato, ex operaio Montedison, 75enne, che un giorno mi porta in ambulatorio la risposta della gastroscopia. Quasi tutto lo stomaco dal cardiac al piloro occupato da ampia vegetazione. Esame istologico, adenocarcinoma con ripetizioni. Gli chiedo cosa sa, cosa ha capito della sua malattia. Aldo mi dice: sono stato giudicato inoperabile dal chirurgo e il primario del reparto di gastroenterologia ha sconsigliato ogni forma di chemioterapia, ritenuta inutile da lui e dall'oncologo che aveva consultato. Allora, dottore, come andrà a finire? Iniziare la discussione con Aldo sulla possibilità di morire mi mette un po' di angoscia. Ho studiato e sono stato preparato per combattere la malattia, per curare e guarire, ed ogni volta che mi trovo di fronte alla prognosi infausta ho la sensazione di perdere la partita, di essere sconfitto. Dico ad Aldo: mi dispiace, lei forse si aspettava che la cosa non fosse così grave. Il fatto che non si può operare e non serve fare la chemio, penso le abbia creato uno stato di delusione e di paura che è ben comprensibile. Aldo abbassa la testa e non risponde. Gli chiedo se vuole comunicarmi le emozioni che prova, ma lui preferisce di no, ed io rispetto la sua volontà. Cerco di dargli un po' di speranza, gli assicuro che gli starò vicino, lo accompagnerò e gli darò dei farmaci per togliere i dolori. La relazione con lui implica anche la relazione con i suoi familiari e con i loro vissuti. La moglie e la figlia sembrano sospese tra un senso di orrore per la malattia e la determinazione a fare qualunque cosa per salvarlo. Pensando ai pochi mesi che porteranno alla morte di Aldo, si chiedono: cosa fare a questo punto? Fidarsi? Ricoverarlo di nuovo? Provare tutto il possibile? Chiedere altri pareri? Io li ascolto e cerco di spiegare che proprio questo è il momento in cui clinicamente non c'è nulla da fare. I farmaci, gli interventi chirurgici, le cure non servono a guarirlo e che possiamo solo stargli vicino
ed accompagnarlo in questo cammino. Ma questo per loro è molto difficile da accettare. Non accettano che Aldo, su cui hanno sempre fatto affidamento, se ne vada in così poco tempo. Non riescono ad immaginare la vita senza di lui. Chiedono, pregano e sperano di trovare una qualche soluzione perché, magari malconcio, ma lui possa rimanere ancora con loro. Il rapporto con Aldo, i loro familiari, le loro paure, le loro ansie, i loro dubbi sono fonte di tensione per me, che coscientemente o meno riduco un po' la frequenza dei contatti con loro. Inizio a misurarmi con gli ostacoli presenti dentro di me. Provo a riflettere su come vivo io alcuni piccoli lutti: la morte di una mia piantina bonsai, la partenza di mio figlio, un piccolo sogno crollato. Osservare le mie piccole sofferenze, abbracciare i miei sentimenti di paura, di smarrimento e ansia, e l'incertezza di come io vivrò personalmente la mia morte mi aiuta a capire cosa può voler dire per Aldo affrontare quella serie di piccoli grandi lutti che lo preparano a quello definitivo: la perdita dell'autonomia, dell'appetito, della speranza, della gioia di vivere. E inizio a riavvicinarmi a lui con più confidenza e frequenza. Nel frattempo, per il peggioramento delle condizioni generali, la presenza di ascite, la comparsa di ittero e difficoltà ad alimentarsi si rende necessario un ricovero. Vengono eseguite delle paracentesi evacuative, viene posizionato un catetere venoso centrale e iniziata terapia alimentazione parenterale. Ma l'insorgenza di una febbre non giustificata da altri fatti costringe a rimuovere il catetere. Però inaspettatamente, pochi giorni dopo, Aldo riprende ad alimentarsi, anche se poco per via naturale, a sentirsi meglio e viene dimesso. Si sono così anche ridotti i problemi legati alla nutrizione parenterale e alle flebo richieste dai parenti, spesso nella convinzione che con qualche flebo il paziente possa rifiorire. I dolori sono ben controllati da un uso attento e regolare di farmaci analgesici e morfina. Riprendo ad andare sempre più spesso a casa di Aldo, a stargli vicino, cercando di adeguarmi al prendermi cura, orientando gli interventi all'ascolto. Un ascolto profondo, tranquillo e accogliente permette ad Aldo di esprimere le sue paure. Paura che il dolore diventi incontrollabile, paura di perdere il controllo mentale e fisico, paura di perdere il proprio ruolo nella famiglia e nella società, e soprattutto la paura di morire. E mi chiede: perché, dottore? Perché a me? Che senso ha adesso la mia vita? Le sue parole sono una sintesi delle esperienze di una vita, espresse con grande intensità comunicativa. Mi manifesta il dolore per aver perso la mamma quando aveva 5 anni e la rabbia per l'abbandono del padre subito dopo. Il dolore per la perdita di 2 figli appena nati, avvenuta tanti anni fa, e l'angoscia per la perdita di un altro figlio di 37 anni, morto l'anno prima in un incidente stradale. Emergono emozioni forti, vissute nel nascondimento, custodite con pudore e riservatezza, come tutta la sua vita. Gli sgorgano lacrime di rabbia e di dolore, da tanto tempo trattenute. Ma sono anche lacrime di comprensione e di accettazione della propria vita. Sembra trovare un certo sollievo. Il suo cuore si apre ed anche il suo respiro. Vuole parlare col nipote per dirgli il suo affetto ed esprimergli i suoi desideri, le sue ultime volontà. Qualche giorno dopo peggiora. È come se il suo corpo gli dicesse che è stanco di lottare, stanco di vivere. Lui rimarrebbe a casa, ma chiede il ricovero perché non vuole diventare un peso gravoso per la moglie e la figlia, che non sono in grado di assisterlo, non ne hanno più la forza. Fin dall'inizio si sono spese per accudirlo e fare tutto quello che era umanamente possibile, ma ora compaiono le fatiche, le paure, i crolli. Alla lunga, il dovere e la costrizione a stare accanto al malato per le 2 donne
si sta tramutando in mala sopportazione, quasi in un rifiuto. Ho consigliato di prendere in aiuto una badante, ma è faticoso convincerli. Il giorno dopo, verso sera, ritorno da Aldo, che sembra contento di vedermi, ma non ha più voglia di parlare. È ridotto pelle ed ossa, il volto scavato. È combattuto tra l'istinto di vivere e l'esigenza di dire basta, addio. È molto agitato, chiede di un prete. Arriva il prete che gli dice: prova a dire con me, Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima mia agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia. Dopo la benedizione, Aldo volge lo sguardo al crocifisso e sembra più sereno. I parenti se ne vanno, siamo soli, io e lui. Il suo respiro si è fatto stertoroso. Invoca la mamma. Mi avvicino e gli dico: sono qui, Aldo, sono qui con te. Lasciati andare, lasciati andare. Lui mi rivolge lo sguardo smarrito, come per dirmi: vado, è finita. Poi chiude gli occhi. Un sonno tranquillo lo prende con dolcezza. Io, commosso, gli sfioro la mano. Il giorno dopo vado a casa di Aldo per porgere le condoglianze alla moglie e alla figlia. Vedo la badante ucraina che gira per le stanze della casa bruciando incenso. Dice che per aiutare l'anima di Aldo a non restare attaccata a questa casa, per lasciarlo andare in una più bella, in paradiso. Poi le donne iniziano a pregare. Mentalmente mi unisco a loro e penso: ciao Aldo, ci vediamo. Ringraziamo il dottor Bellati per questa bellissima testimonianza, veramente. E chiamiamo adesso il dottor Claudio Ferro, che è un infermiere delle cure palliative della UX 3 Serenissima, e anche lui ci porterà la sua esperienza. Grazie dell'invito. Io ci ho pensato tanto a questo titolo. Chi lavora con malato terminale, questo titolo che uno sente tutti i giorni è molto stimolante. Quando si muore soli. Beh, per chi magari ha visto più di 1000 persone morire, sono 1000 storie diverse. Allora io potrei parlare dal punto di vista tecnico, perché un infermiere cosa fa? Nel nostro immaginario lavora dal punto di vista tecnico. Assolutamente no. Nelle cure palliative non si lavora dal punto di vista tecnico. Si lavora con un organo che viene collegato a tutti i 5 sensi, no? Quindi ascolta con il cuore, guarda con il cuore, tocca con il cuore. Quello che io vi dirò, io voglio che mi resti dentro, perché chi lavora in ambito di cure palliative come Giampaolo, Cosimo e tanti di voi, quello che ci viene dato è un regalo che è mostruoso, forse è la parola giusta. Allora posso farlo in 2 modi, perché sta domanda qua sarebbe bella farla a chi non c'è più, perché noi tendiamo noi a rispondere, no? Ma chi non c'è più cosa mi risponderebbe? Allora noi operatori che lavoriamo in ambito di cure palliative, perché l'infermiere è la figura in assoluto che è più vicina al malato morente, allora io vorrei darvi la risposta con gli occhi di chi non c'è più, quindi dare voce a chi non c'è più. La seconda è vedere le cose con gli occhi di un bambino. Allora tutte le persone che muoiono, se sfottate come notate,
Tutte le persone che ci lasciano e lasciano qualcosa. Lasciano qualcosa. Se lasciano qualcosa, sì, lasciano qualcosa ai familiari, ma lasciano anche a noi operatori qualcosa. Se guardiamo con gli occhi di un bambino, mio figlio, alla festa del papà, ha scritto: mio papà fa il più bel lavoro della vita, virgola, aiuta le persone a morire. Se noi partiamo da questo concetto, Cosimo ci insegna che le cure palliative ci insegnano che lo scopo delle cure palliative è accompagnamento alla morte. Allora, se noi analizziamo dal punto di vista dell'infermieristica, guardate che l'infermieristica, a me spiace che è andato via Gino Schieroni, mette in campo competenze, e non c'è paragone con tutta l'assistenza dalla nascita alla morte, mette in campo due cose: competenza clinica assistenziale, ma soprattutto il caring, quindi il prendersi cura della persona, ma anche della famiglia. La famiglia è chi rimane, fare un buon accompagnamento, chi rimane e elabora meglio il tutto. Per far questo c'è bisogno di un'equipe multiprofessionale che viene rappresentata in questa tavola rotonda. Allora io nel mio immaginario, Alan Bombolini è uscito, ma ha detto una cosa: chi lavora in ambito di cure palliative e tocca la morte tutti i giorni deve fare anche un ragionamento del proprio io, del proprio essere. Chi tocca la morte, la tocchiamo tutti quanti, anche nell'equipe, perché se noi lo vediamo il singolo elemento come una tessera di un puzzle, la tessera di un puzzle può essere insignificante, non è detto che lo sia però. Anche il puzzle che manca una tessera è un qualcosa di incompiuto, quindi l'importante della sinergia, lavorare in equipe, è proprio questa. Lavorare è anche avere una buona comunicazione, perché se non c'è una buona comunicazione, chi la verte è la persona sicuramente. Quindi cosa fa un infermiere in ambito di cure palliative? Poco di te, non sapete. È relazione. E saper accompagnare vuol dire saper ascoltare. Perché il signor Giuseppe un giorno mi sono permesso di dire: ci vediamo domani, non faremo niente, perché io intendevo dal punto di vista tecnico. Lui mi ha risposto, vale tanto un sorriso. Questo è dare voce a quello che non c'è più, perché si passa dall'essere ma all'esserci. Se poi facciamo questa domanda: quando si muore soli? E bisognerebbe sentire anche chi rimane, se è questo, perché succede anche che incroci delle persone, i familiari, e loro ci dicono: io sono morto da quando è morto mio figlio, da quando non ho più mia moglie, da quando non ho più mio marito. Allora, gli inglesi usano un termine che si chiama beheld land, che è una parola che è difficile da spiegare, significa trattamento, cioè dove land sta per mani, dove l'infermiere, come gli altri componenti dell'equipe, mette le mani. Cosa significa mettere le mani? Posso mettere dal punto di vista fisico, ma soprattutto sentimentale, cioè vuol dire metto le mani calde sopra un corpo freddo, perché il malato terminale è un corpo che cambia. Quando ci prendiamo cura? Quando da medicina medicalizzata, la medicina medicalizzata ci dice: non c'è più niente da fare. Sì, non c'è più niente da fare se guardo la malattia, ma c'è tantissimo da fare se io guardo la persona. Guardare la persona, no? Non serve parlare. Ieri ho visto un ragazzo di 39 anni che sta morendo, consapevole di malattia, ed è sereno. Sapete perché? Perché a 2 chilometri da casa sua è morto un ragazzo di 15 anni,
ha fatto un incidente stradale, però nella società che viviamo non parliamo di morte, la morte è un tabù. E lui, che continua a dire e ha messo serenità a sua mamma e a sua sorella, io di 39 anni li sono goduti tutti. Mi dispiace solo per quel ragazzo che non ha avuto la possibilità di salutare nessuno. Anche questo è dare voce a chi non c'è più, oppure che tra poco non ci sarà. Un minuto, quindi concludo. Abbiamo detto che chiudiamo con gli occhi di vedere le cose anche con gli occhi di un bambino, giusto? Vi ricordate? Forse pensate troppo. Vedere con gli occhi di un bambino, i bambini vedono dove noi non vediamo. Io ho la fortuna, e quindi bisogna dare un senso alle cose, sapete? Io ho la fortuna di avere un figlio, quello che ha scritto, mio papà fa il più bel lavoro della vita, Giampaolo mi guarda, e ha un grosso dono, scrive poesie. E allora rispondere a un bambino di 10 anni, quando si muore soli, secondo me è doveroso, perché un bambino di 10 anni ha scritto tante poesie, però questa si addice a sta risposta qua, e lui ha scritto questo. Io ho chiesto ieri, ho detto, avevo intenzione di leggere una tua poesia, e lui mi ha detto, vabbè, leggila, solo leggila. Non l'ha scritto un adulto, ha scritto un bambino di 10 anni, io sottolineo, okay? Non mi conosco, non so chi sono, devo ancora viaggiare, ma presto lo farò. Prendo tutto quello che ho per il mio lungo viaggio, che arriverà senza accorgermi. Grazie. Davvero sono tutti, ciascuno degli interventi meriterebbe, come dire, una mezza giornata di ascolto, sia il dottor Zanibellato, che ci ha portato un caso reale, concreto della sua professione e della vita di tutti i giorni, che Claudio Ferro, che vive quotidianamente con le mani vicino alla persona morente, no? Però per evitare di morire di fame dobbiamo, scusate, cercare di stare, chiedo a tutti i relatori di stare nel tempo dei 10 minuti concessi, altrimenti non riusciamo a fare la pausa pranzo, e siccome è interessante anche il pomeriggio, molto interessante, sarebbe bene arrivarci in buono stato di salute. Ora presento la dottoressa Gloria Angela Baracco, psicologa, psicoterapeuta e dirigente per il nucleo di cure palliative e cure domiciliari della ULS 2 Marca Trevigiana. Io comincio a parlare. Allora, c'è il microfono? Si sente? No? Non si sente. Perfetto, ci siamo. Devo essere velocissima. Allora, bravissima. Psicologa della USL, USL 2 di Treviso Serenita, io sono del distretto ASL, quindi ospedale Castelfranco e Montebelluna. Ringrazio tutti per avermi invitato, anche perché penso di essere un animale in via di estinzione, nel senso che sono una delle poche psicologhe assunte in qualità di psicologo delle cure palliative, cioè io sono assunta a 38 ore solo ed esclusivamente per svolgere questo ruolo. La legge che ha ratificato la presenza dello psicologo e ci ha dato ampio respiro e dignità e ruolo professionale è la legge 38, che è importantissima perché finalmente ha riconosciuto la garanzia dell'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, ma ha anche confermato la necessità e la presenza dello psicologo e psicoterapeuta all'interno dei nuclei di cure palliative. Questo è un passo avanti per la nostra professione straordinario, perché non può esistere un nucleo di cure palliative senza la presenza dello psicologo. Quanti psicologi ci sono presenti? Ma chissà che assurdo, tutti, dovrebbe esserci uno ogni 100.000 persone, non vi dico quanti ce ne sono nella USL dove sono. Vi lascio solo pensare e sperare.
Allora, questo per quanto riguarda, scusate, sono un po' polemica su queste cose, perché se potessimo lavorare tutti e bene sarebbe. Allora, per quanto riguarda i punti salienti che riguardano la professione dello psicologo e il ruolo dello psicologo all'interno delle cure palliative, vi lascio qui in sovraimpressione in rosso quelle che sono delle garanzie, secondo me, estremamente importanti. Proprio perché ce la faccio con questo, non con questo. Voglio parlare proprio della professionalità e poi parlerò anche dell'azione dello psicologo all'interno delle cure palliative, perché molto è stato detto dalle altre professioni per quello che è proprio l'intervento diretto e quelle che sono le capacità professionali e personali che deve avere un operatore, ma sullo psicologo, proprio perché ha un ruolo anche di coordinamento all'interno dell'equipe, sia l'equipe di cura ma l'equipe anche, e poi vedremo, e questo il fulcro del mio intervento, extra equipe, per far capire quanto sia importante intervenire per non far morire solo la persona, che è il nucleo del nostro discorso di oggi. Come vedete, la legge 38 riconosce, come ripeto, il nostro ruolo molto importante ed è necessario avere un curriculum specifico per lavorare in questo settore. Questa è una professione che non si inventa, sono molte le cose da imparare, queste sono istituzioni, ne sono altre che sono prettamente umane, alcune sono già state citate. Ne cito una in particolare che per me è fondamentale, la capacità di stare in silenzio, cioè noi abbiamo imparato per 10 anni come fare a imparare ad ascoltare, a parlare. Per fare questo lavoro bisogna imparare a stare zitti e a lavorare col corpo oltre che con le parole. Quindi una laurea in psicologia, una specializzazione, una formazione specifica per quello che riguarda anche la parte clinica e medica della malattia, cioè noi dobbiamo sapere se abbiamo un paziente, che se arriva un paziente, come descriveva il dottore prima, che ha una situazione di invalibilità, che ha uno stent, che ha un dolore controllato solo con la morfina, che ha una terminalità evidente, perché l'indice diagnostico dice che ha un'autonomia del 20%, anche se sono uno psicologo, devo sapere che ho in carico un paziente terminale. Per me è più facile perché io lavoro solo con pazienti terminali, ma sappiamo che per tutte le persone che lavorano anche all'interno di altri servizi, avere una competenza per quanto riguarda la terminalità, il lutto e il trauma sono essenziali per affrontare questo tipo di pazienti. Quindi, e una comprovata esperienza nell'ambito, come dicevo, della vita nel lutto, una capacità di lavorare in diversi ambiti. Scordiamoci che lo psicologo delle cure palliative sia lo psicologo che lavora nel suo ambulatorio, ben protetto anche dagli eventi naturali, perché a volte deve prendere la sua macchina e partire, andare nel Val Biadenese con il ghiaccio, il freddo e la nebbia, scusate questa un po' stemperare quelle che sono le nostre azioni, per far vedere quanti sono i luoghi ambulatoriali, domiciliari, ospedalieri e residenziali come l'hospice. Quindi dobbiamo avere anche una certa manovrabilità negli ambiti di lavoro, e vi posso assicurare che noi psicologi, magari per i medici di base e gli infermieri è diverso, ma per noi psicologi che siamo abituati a essere tutelati all'interno del nostro ambiente ambulatoriale, dover andare a casa del paziente, quindi domiciliarizzarsi con lui in un contesto di malattia, è a volte molto difficoltoso, proprio per la nostra professione, per come ci relazioniamo. Per chi vuole avvicinarsi alle cure palliative ed è estremamente interessato, vi consiglio di andare a vedere il core curriculum della SICP, esiste in tutte le professioni, ma il nostro è particolarmente corposo. Un'altra legge che il Veneto ha fatto per prima in Italia, ancora prima, se guardate bene, questo è del 2009, la legge che regolamenta le cure palliative è stata fatta proprio nel Veneto, è stata la prima in Italia, è stato tratto anche spunto dalla legge 38 dalla legge 9, perché se voi la leggete è semplice ma perfetta e tocca tutti i punti, non ultimo quello, ed è il motivo per cui vi parlerò adesso, è la garanzia di fornire consulenza non solo all'interno dei nuclei di cure palliative ma anche all'esterno, negli ospedali e nelle altre istituzioni residenziali, proprio per dare una competenza specialistica che chi lavora in cure palliative ha. Noi siamo obbligati ad avere una competenza, una super competenza, che viene riconosciuta anche ai medici palliativisti e agli infermieri. Cioè per me che lavoro in un'equipe di 54 persone, l'infermiere di cure palliative svolge un ruolo diverso dall'infermiere ordinario, così come il medico palliativista specialista rispetto a un dietologo, a un anestesista, eccetera, che comunque collaborano con noi. Allora, lo psicologo delle cure palliative in sintesi cosa fa? Prende in carico il malato che ha meno di 3 mesi di vita, questo per indice di Karnowski, cioè questo è il nostro intervento, deve essere fatto in quell'area, lo prende in carico per fare accompagnamento alla morte e prende in carico contemporaneamente la famiglia per poi
progettare anche una situazione, progettarsi insieme a loro in una situazione di sostegno al lutto successivamente. Quindi siamo gli unici all'interno dell'equipe che vedranno la famiglia anche successivamente alla morte del paziente. Poi seguiamo gli operatori con supervisione mensile o quando è necessario, partecipiamo alle riunioni d'equipe e personalmente io anche nel mio servizio ho individuato anche delle supervisioni individuali quotidiane, perché non abbiamo a volte il tempo di lavorare sui casi e quindi dobbiamo fare degli interventi di emergenza. I volontari, quindi c'è il coordinamento dei volontari per quello che riguarda la mia USL, che operano a casa del paziente in fine vita, perché il nostro servizio è solo ed esclusivamente per il mio nucleo di cura palliativa, solo domiciliare, non abbiamo ospizi. 2 minuti. Questo è l'azione delle cure palliative che gli operatori fanno nei confronti del paziente. Questo è lentissimo, per cui io ve lo sintetizzo perché voglio arrivare ai casi. Lo psicologo delle cure palliative lavora con tutti i servizi, eccolo qua, quindi non svolge solo, perlomeno per quanto riguarda la mia esperienza, non solo un lavoro all'interno delle cure palliative, quindi, ma anche di tutti gli altri servizi. Vi faccio vedere caso clinico. Possiamo chiudere? Grazie. Perché è un caso clinico, volevo tutelare la privacy. Benissimo, vi parlo di un solo caso clinico invece di 3. Tanto veloce. Allora, presa in carico, perché il nucleo di cure palliative ovviamente non ha in carico solo malati oncologici, ma anche pazienti, nel mio caso, tutti i pazienti SLA e anche malattie neurodegenerative in generale. Quindi, presa in carico di una signora che non ha neanche 50 anni, ha 4 figli, quindi presa in carico dalla neurologia, quindi collaborazione con l'ospedale, presa in carico con l'handicap adulto perché è stata segnalata prima che si facesse la diagnosi allo psicologo dell'handicap adulto, quindi collaborazione con l'handicap adulto per una presa in carico comune, UVMD con l'assistente sociale del comune, con l'assistente sociale dell'handicap adulto per una presa in carico a domicilio, la presa in carico della famiglia insieme alla... faccio un po' di fatica perché non ho... Quindi, come vi dicevo, presa in carico dalla neurologia, proprio perché parliamo di una malattia ingravescente, quindi parliamo di una situazione di terminalità, e quindi presa in carico della paziente e della famiglia, di solito è lo psicologo delle cure palliative che fa questo intervento, ma collabora con gli altri servizi, come vi dicevo, la neurologia per la comunicazione della diagnosi infausta, la disabilità adulto, perché erroneamente prima della diagnosi è stata assegnata la disabilità e non alle cure palliative, l'UVMD del consultorio perché all'interno della famiglia c'è un bambino con portatore di handicap e poi l'UVMD successive con l'assistente sociale, fino alla collaborazione con la scuola per la comunicazione dell'avvenuto cambiamento all'interno della famiglia di quelle che sono le condizioni di sanità e malattia e quindi di conseguenza come sono cambiati i ruoli. Sostanzialmente i ragazzi si prendono cura della mamma perché è tetraplegica ovviamente con difficoltà respiratorie e quindi lo psicologo fa da coordinamento, se vi ricordate prima in quella slide che vi ho fatto vedere, per cui collabora con tutti i servizi territoriali, con l'ospedale e con i reparti di affidamento per prendersi in carico del paziente per tutte le sue necessità. Grazie. Ringraziamo allora la professoressa Baracco anche per essere riuscita alla fine a stare nei tempi e chiamiamo qui il dottor Luciano Lamarca, che è responsabile delle cure palliative territoriali e terapia tattica per la ULSS 4 Veneto Orientale e responsabile clinico dell'hospice di Portogruaro e quindi ci porterà anche lui la sua esperienza. Sì, buongiorno a tutti, intanto ringrazio per l'invito che mi dà l'opportunità di far conoscere anche la nostra realtà, la nostra esperienza dell'area del San Donatese e Portogruarese. Io ho alcune slide che ci aiuteranno. Non è questa. Un attimino di pazienza.
chiederebbe, come abbiamo già finora sentito, molti approfondimenti di vari tipi. Io ho cercato di dare una risposta molto semplice sulla scorta di quanto il dottor De Chirico ha già detto, ovvero sia, se è possibile, se non morire da soli, perché tutti moriremo da soli, ma almeno non in solitudine. E quindi ho cercato di declinare il mio intervento attraverso la nostra esperienza, tenendo conto del fatto che tra i presenti non tutti si occupano di cure palliative da un punto di vista professionale. Se così fosse, io sarei la persona più felice, vi cederei il mio testimone, perché potrei finalmente appendere al chiodo il mio cappello, come si dice. Quindi parliamo di cure palliative, cerchiamo di capire intanto la cornice di tutto quello che è stato detto, inseriamo in questo bellissimo quadro, in questo puzzle, però all'interno di una cornice. Per cui parliamo di cure palliative. Intanto, da dove deriva questo termine? Qual è l'etimologia? Il pallium era un corto mantello di lana grezza utilizzata dalla popolazione romana, in ambito romano, la più povera, che serviva a coprirsi d'inverno. Quindi, così come il pallium proteggeva dai rigori invernali, la medicina palliativa, le cure palliative dovrebbero proteggere dai rigori, dei sintomi, della malattia nella fase di terminalità che provoca sulla persona malata. Se siete interessati, l'affresco è stato di recente restaurato. Attualmente il setting assistenziale di cure palliative si declina in due ambiti: a livello domiciliare, cure palliative domiciliari, e in hospice, cioè all'interno di queste strutture specializzate nelle cure palliative residenziali. L'insieme di questi setting assistenziali rientrano in quello che viene adesso chiamato a livello ministeriale rete delle cure palliative. Noi stiamo costruendo un percorso sperimentale per inserire all'interno della rete delle cure palliative della nostra azienda anche i centri servizi residenziali, sedi di RSA, cioè dove vi sono degli ospiti che richiedono un livello di assistenza medio-alto, quindi a media-alta intensità assistenziale, e inizieremo con le due strutture che sono sedi di hospice, perché in realtà il setting assistenziale che abbiamo appena considerato prevede due tipi di attività fondamentali. Prima il dottor Ferro ce l'ha ben declinata, quella che è l'attività infermieristica, ma le cure palliative non sono solo e tanto attività prestazionali, sono soprattutto attività relazionali, e l'aspetto relazionale richiede un percorso anche formativo lungo, faticoso, spesso non sempre confacente con quelle che sono le nostre caratteristiche, ma l'importanza fondamentale è che questo tipo di attività mantenga essenzialmente questi due aspetti: il rispetto della persona malata e il mantenimento sempre e comunque della dignità. Esiste una dignità del vivere, ma esiste e deve esistere anche una dignità del morire bene. E ricordatevi già questo conflitto da un punto di vista interpretativo, etimologico della parola eutanasia, che vuol dire buona morte. Allora abbiamo già stravolto noi occidentali questo concetto molto semplice, attribuendo a questa parola qualcosa che nulla ha a che vedere con il concetto di buona morte. Buona morte è quella che noi tutti ci auguriamo, quella che avviene nel sonno senza accorgersi, ed è quello che il medico delle cure palliative, attraverso farmaci, ovvero con l'aiuto di tutte le persone che fanno parte dell'equipe, riescono a dare alla persona nella fase di fine vita. Scorro rapidamente quelli che sono dei riferimenti che sono già stati citati più volte. La legge 38 del 2010 è la nostra Bibbia, il nostro caposaldo, la base su cui stiamo costruendo a livello nazionale e regionale il percorso di cure palliative da un punto di vista organizzativo. Mi interessa però sottolineare e ricordarvi che la legge 38 prevede due livelli di assistenza: uno di base affidato al medico di medicina generale e uno specialistico e solo specialistico all'equipe multiprofessionale e multispecialistica delle cure palliative, in cui il medico curante rimane però il regista, l'attore principale.
L'hospice rappresenta una valida alternativa a che cosa? Alla ospedalizzazione, non certo al ricovero ospedaliero, ma neanche alla permanenza a domicilio, che dovrebbe restare sempre e comunque il primo setting assistenziale, quello più scelto di solito dal malato e dalla famiglia. Certo che quando le condizioni non lo consentono, quando la rete familiare è insufficiente, oppure per motivi vari il caregiver, che è la figura fondamentale su cui noi fondiamo tutto il processo assistenziale domiciliare, dovesse avere delle defiance o degli impedimenti, non può che esserci un'altra opportunità in cui il piano assistenziale individuale, cosiddetto PAI, di cure palliative, possa essere svolto nel modo corretto, cioè l'hospice. Noi attualmente nella mia azienda abbiamo queste due situazioni come offerta assistenziale, ovviamente un'unità operativa territoriale che svolge assistenza domiciliare e due strutture hospice situate anche abbastanza lontano tra di loro, però con un totale di 17 posti letto. Da circa un anno la responsabilità clinica degli hospice è stata affidata al sottoscritto, quindi io adesso sono diventato il responsabile della rete delle cure palliative. Questo concede a me alcune opportunità che prima non riuscivo ad avere, cioè una omogeneità di trattamento, la possibilità di riportare a casa dall'hospice malati che prima per eccesso di medicalizzazione non riuscivo a favorire, e soprattutto utilizzare anche le risorse in senso lato. La nostra è un'organizzazione piccola, nata da poco, comunque è costituita da 2 medici strutturati, da 6 infermieri, 2 OS, tutto questo personale a tempo pieno, e di recente siamo riusciti ad avere, nonostante il blocco del turnover, assunzioni e quant'altro, il supporto di 4 medici di continuità assistenziale opportunamente formati che ci aiutano nell'assistenza sia in hospice. Quanti minuti? 2. L'organizzazione della lascio sono comunque 7 giorni su 7, dalle 7 del mattino alle 19, quindi copriamo anche i giorni festivi, ci occupiamo anche di simultaneous care. Alla fine quello che mi interessava farvi vedere è la complessità dal punto di vista burocratico dell'attivazione del percorso di cure palliative, che vede comunque adesso la centrale operativa territoriale come elemento cardine nell'organizzazione di tutto il percorso. Quello che è importante per me è sottolineare che tutto questo aspetto burocratico pesa molto da un punto di vista di necessità di risorse, e noi di risorse ne abbiamo poche. Ma al di là di questo, quello che mi premeva farvi vedere è che se tutto il percorso viene costruito in maniera adeguata, noi riusciamo a costruire, a cucire addosso a questa persona che ha questo bisogno di assistenza, di aiuto, un vestito su misura. E quindi io, scusate perché l'ultima meditava, vi ringrazio e vi saluto per l'attenzione, ma mi premeva molto riportare sempre questo che per noi è la cosa essenziale, cioè dal curare al prendersi cura. Grazie. Grazie al dottor Luciano Marca. Purtroppo queste relazioni così brevi ci lasciano sempre così un po' con la voglia di ascoltare molto di più. Passo ora la parola a Teresa Baldi Guarinoni, presidente della VAPO Venezia Onlus. La VAPO è Associazione Volontaria Assistenza Pazienti Oncologici. E insieme a Eleonora Casonna, psicologa e psicoterapeuta a VAPO Venezia Onlus. Grazie. E in mezzo a tutte queste competenze ci muoviamo noi come volontari. A VAPO Venezia è un'associazione che ormai il prossimo anno compie 30 anni e, come dice l'acronimo, ci occupiamo, cerchiamo di essere vicino ai pazienti oncologici. Premetto che come volontari non dobbiamo avere nessuna competenza medica, sono esclusi dalla nostra associazione, come da tutte le associazioni, Vidas di Milano, Advar Treviso e simili, a VAPO Mestre, ben inteso,
per medici, paramedici, per evitare sovrapposizioni. Chiaramente siamo in ambito oncologico ed è innegabile per tutti, anche per noi che ci muoviamo in quegli ambienti, che per quanto attiene terapie e conseguentemente qualità della vita, i passi fatti sono enormi in questi anni. Personalmente ricordo viaggi a Parigi con persone care al mitico ospedale di Juif, che sicuramente hanno regalato qualche periodo di vita ai pazienti che si sottoponevano a queste terapie pesantissime, ma con che qualità della vita. Ciò premesso, malgrado i passi in avanti, purtroppo, come voi tutti sapete, ancora oggi molti pazienti non sopravvivono e muoiono. Noi volontari comunque ci siamo. Mi ritrovo in molte parole dell'infermiere che ha prima parlato, esserci. Noi ci siamo presenti nelle diverse realtà, siamo presenti nel reparto ospedaliero, nei day hospital, all'ospice del Fate Bene Fratelli e nell'ambito delle diverse attività che la nostra associazione dedica ai pazienti. E quando dico ci siamo, intendo dire fisicamente presenti, per cercare di alleggerire, se mai fosse possibile, i momenti più difficili. Cerchiamo di offrire vita fino all'ultimo istante. Vi cito un caso: noi ci muoviamo molto nel reparto ospedaliero organizzando tante cose che ci vengono concesse e autorizzate dai primari di oncologia e radioterapia. Vi parlerò poi della musica che portiamo, ma a un coro di Natale organizzato in reparto c'era una giovane ragazza, Silvestrina Morente. Ci siamo permessi di chiedere alla famiglia: volete che continuiamo o interrompiamo? Ci hanno fatto continuare, questa giovane ragazza se n'è andata proprio durante il coro. Chiaramente persone di grande fede hanno sorriso nel momento della morte dicendo che la musica aveva fatto scendere gli angeli e si erano presi la cara e bella gente. Cerchiamo di sorridere spesso, cercando di essere pronti ad accogliere i desideri di chi in quel momento ha bisogno, siano essi pazienti o familiari, ricordandoci sempre e comunque, e questo concetto l'ho sentito e ce lo ripetiamo continuamente, ci viene ripetuto da chi ci fa formazione, che più che saper rispondere serve ascoltare, o come direste voi psicologi, accogliere. Quando si parla di cure palliative in Avapo Venezia ci riferiamo ben inteso al lavoro svolto dall'equipe del nostro nucleo cure palliative ex ospedalizzazione domiciliare oncologica. C'è un'equipe di quasi 15 persone, mi pare 3 medici, 8 infermieri professionali, 4 OS e una psicologa che fa proprio parte del nucleo operativo e sono anche loro sempre presenti 7 giorni su 7, la domenica al momento solo telefonicamente, ma contiamo, o con un infermiere, chiedo scusa adesso, contiamo di avere anche il medico sempre presente. E noi volontari cosa facciamo? In questi anni, non vi parlerò del servizio che facciamo sempre, ma delle attività che abbiamo cercato di aggiungere, cercando di offrire momenti di sollievo che si vanno ad aggiungere a quanto fanno medici e paramedici. Posso parlarvi delle signore operate al seno? Quando vanno a pagaiare, lo stare insieme ha un valore enorme, fortifica il gruppo e quando, come ahimè succede, una signora del gruppo ricade nella malattia, loro ci sono. E quando la signora muore, dopo un innegabile momento di crisi, il gruppo trova al suo interno la forza di reagire. La pet therapy per Avapo Venezia è un'attività recente che sosteniamo nell'hospice del Fate Bene Fratelli. Come non pensare ad un caso di una giovane ragazza, di una giovane signora che se n'è andata abbracciata al cane che tante volte era andata a fare visita. Per me poi importante, per la mia vita personale, la musica. Da quasi 3 anni portiamo quasi mensilmente dei giovani del Conservatorio Benedetto Marcello nel reparto di oncologia e radioterapia dell'ospedale civile di Venezia. E questi giovani offrono concerti per i pazienti e i loro familiari. Emozioni grandi, credete. Il paziente che dopo un'area di Donizetti dice adesso sì posso morire felice, come lo consideriamo? Ben inteso il medico che era lì presente ribatteva che non era il caso di morire in quel momento, proprio quando le terapie sembravano, ahimè se n'è andato a dare qualche effetto.
Ecco, questo è per noi essere presenti, non lasciare solo chi è in difficoltà. Perché, come ha raccontato uno dei giovani musicisti che ha voluto raccontarci per iscritto le sue emozioni, e qui cito le sue parole, un ragazzo di 25 anni. Il musicista possiede il mezzo per trasportare i pazienti fino nell'atrio, poi giù per le scale, fino all'esterno dell'ospedale, lungo le calli e nei campi di Venezia, la musica. Solo quando ci rendiamo conto della forza distruttrice della solitudine entriamo davvero in contatto con il malato. Improvvisamente lo capiamo e al contempo comprendiamo di cosa abbia bisogno per stare meglio. Un ritmo vivace, una battuta spontanea, una melodia struggente entrano nel cuore di ognuno di loro, creando un'immagine, un ricordo, una gioia. Spesso si incontrano musicisti che al termine di un concerto, davanti a decine o centinaia di persone, escono dal palco delusi per aver sbagliato un passaggio o per non aver reso al massimo rispetto alle proprie capacità. Noi invece abbiamo sentito ragazzi commettere qualche imprecisione e malgrado tutto ricevere timidi applausi da parte di pochi presenti, eppure gioire con le lacrime agli occhi dinanzi a un paziente che, impossibilitato a parlare a causa della malattia, scriveva il suo sincero grazie su una tavoletta. Non possiamo guarire un malato, dice questo giovane musicista. Per far questo è necessario essere un medico o un santo. Tuttavia possiamo alleviare la solitudine e l'abbandono. Per inciso, noi martedì proprio siamo in oncologia con una chitarrista cubana. Grazie anche da parte mia per l'invito appunto ad essere qua con voi oggi. Allora, ho pensato che rispetto al tema appunto della tavola rotonda, quello che il nostro contributo potesse essere quello di darvi uno spaccato della realtà clinica appunto specifica del nostro servizio di cure palliative domiciliari. Andrò velocemente, ma appunto vorrei presentarvi appunto questo studio che abbiamo condotto all'interno del nostro servizio, che in qualche modo forse fornisce una risposta a questa domanda: quando si muore soli. Allora, nel nostro tentativo appunto di far sì che le persone non muoiano sole, ci siamo interrogati su quali fossero i bisogni delle persone che assistiamo. È già stato detto appunto che siamo in un contesto quindi di cure palliative prevalentemente oncologiche. Allora, lo studio a cui mi riferisco nasce nel 2012 attraverso la partecipazione della nostra equipe ad un lavoro sulla qualità percepita all'interno dei servizi di cure palliative. Al tempo questo studio ha prodotto dei risultati nei quali principalmente emergeva che il 90% della nostra utenza intanto esprimeva un'alta soddisfazione per l'assistenza ricevuta. Questo studio è riscontrabile poi in bibliografia e prevedeva la somministrazione di un questionario ad un mese dal decesso del paziente. Altri due dati che poi ci hanno portati invece ad interrogarci sul tipo di assistenza che fornivamo erano quelli in cui emergeva una grandissima differenza rispetto all'accesso all'aiuto psicologico tra hospice e assistenze domiciliari. Quindi laddove negli hospice circa il 60% degli utenti aveva avuto la possibilità di un aiuto psicologico, nel servizio domiciliare invece mediamente solo il 20% di persone aveva potuto accedere a questo aiuto. E un altro dato interessante era il fatto che laddove c'era un basso utilizzo, insomma, un basso accesso all'aiuto psicologico, c'era anche una correlazione significativa, statisticamente significativa, con il sovrautilizzo del volontario. Ecco perché mi soffermo su questi aspetti, perché equipe multidisciplinare, e per noi il volontario è parte integrante dell'equipe, significa anche far chiarezza rispetto ai bisogni di base e rispetto alla possibilità di dare delle risposte specifiche e specialistiche. Per cui multidisciplinarietà significa anche appunto chiarezza rispetto ai ruoli di ciascuno, rispetto soprattutto ai bisogni e alla specificità di questi.
E tra l'altro la maggior parte dei familiari diceva che non avrebbe avuto bisogno di un aiuto maggiore, quindi non percepiva che ci fosse un bisogno psicologico di base. Allora andiamo velocemente, abbiamo strutturato appunto un lavoro di 1 anno e mezzo con tutte le delicatezze metodologiche del caso, perché appunto volevamo che fosse a libera partecipazione, e abbiamo cercato di analizzare il grado di benessere psicologico delle persone nel momento in cui iniziavano questo percorso di cure palliative. In qualche modo quindi abbiamo cercato di valutare quello che in gergo si chiama distress, cioè appunto il disagio psicologico dei pazienti e dei familiari. Allora le persone che hanno abbiamo somministrato dei questionari validati a 47 pazienti e 45 familiari, per un totale quindi di 92 persone nell'arco di oltre un anno. E quello che abbiamo notato è che salterei proprio tutta la definizione del campione per arrivare piuttosto appunto ai risultati. Allora, per quanto riguarda i pazienti, in questo screening di disagio risultava che circa il 70% della nostra utenza in effetti non aveva un livello emotivo nella norma. Sottolineo che questo non si tratta, non è una diagnosi, è veramente solo uno screening per capire il livello di disagio e per poter quindi dare una risposta a questo disagio. Ecco, un 70% a fronte del 20% che poi in realtà ha avuto anzi un aiuto psicologico. Stessa cosa per quanto riguarda i familiari, risultava che anche in quel caso il 70% si trovava in una condizione a rischio o già di urgenza psicologica, per cui appunto un livello di disagio decisamente superiore al 20% che poi aveva avuto accesso all'aiuto. Chi è del settore saprà che questo non è aver scoperto l'acqua calda, perché in realtà tutti i dati di letteratura confermano che siamo di fronte a queste percentuali di disagio, ma in linea col bisogno appunto di fare medicina basata sull'evidenza abbiamo bisogno anche di queste informazioni per poter poi arrivare nel nostro caso proprio a modificare la prassi, per cui se il 70% dei nostri pazienti, dei nostri familiari aveva bisogno di un aiuto e noi non abbiamo saputo in qualche modo riconoscere questo bisogno e nemmeno loro hanno saputo riconoscere questo bisogno, ecco che la prassi va modificata per permettere di arrivare a tutti quelli che hanno bisogno di un aiuto, in quanto appunto domicilio rende difficile rispetto ad una situazione residenziale questo tipo di vicinanza, proprio di contiguità fisica. E su questo appunto concludo nel dire che ancora una volta multidisciplinarietà significa avere ben chiari i bisogni di base per poter dare una risposta sempre più specifica e integrata con le altre figure che appartengono alle STIP. E su questo vi ringrazio. Grazie dottoressa Casoni. Passiamo immediatamente alla dottoressa Elisa Mencacci, psicologa e psicoterapeuta e presidente AMN Ciolus. AMN Ciolus che significa malattie neurodegenerative. Allora, intanto buongiorno a tutti, sono molto felice di essere qua e che il pubblico sia molto numeroso su questi temi. Io oggi sarò qua per portarvi la mia esperienza, oltre a quella di psicologa, in quanto proprio presidente di questa associazione che di fronte ad associazioni così consolidate ormai come l'AVAPO è un'associazione veramente nuova e recente, è nata solo 4 anni fa e l'acronimo dell'associazione sta proprio per accompagnamento alla malattia cronica neurodegenerativa. Non a caso la parola accompagnamento è la prima parola che emerge da questo acronimo ed è stata la parola che ci ha portato me e alcuni colleghi 4 anni fa ad affrontare questa sfida, una sfida che è tuttora in corso perché come ben sappiamo le malattie neurodegenerative, mentre come sappiamo appunto le malattie oncologiche hanno ormai un concetto anche di accompagnamento ben più strutturato, per questo tipo di patologia è ancora molto difficile. Quindi vi riporto un po' quella che è l'esperienza. Per chi non conoscesse questa associazione, è un'associazione che è nata nel territorio padovano e è nata proprio con l'obiettivo di diffondere la cultura delle cure palliative all'interno delle malattie non oncologiche.
attraverso quali servizi? Principalmente quello di consulenza psicologica, che può essere una prima consulenza di tipo informativo, e può essere anche una consulenza invece di tipo gruppale, nel momento in cui i familiari vengano a necessitare, a richiedere un supporto proprio per quanto riguarda ad esempio l'elaborazione del lutto, in questo caso anticipato, perché come ben sappiamo le malattie neurodegenerative implicano tutta una serie di lutti continui, a partire dal momento stesso della diagnosi. La diagnosi di malattia neurodegenerativa è già infausta nel momento stesso in cui questa viene comunicata e viene poi, come ben sappiamo, un processo di consapevolezza acquisita dalla persona e soprattutto dal nucleo familiare. Quindi volevo partire proprio dall'analisi delle parole. Mi piace molto lavorare con le parole, parliamo prima di medicina narrativa, quindi vi riporterò alcune riflessioni anche su delle parole che noi utilizziamo come associazione, ma anche come le persone che vengono appunto da noi ci hanno spesso riportato e che vi riporto qua. Intanto appunto neurodegenerativa, quindi questa parola così complessa che implica l'inguaribilità, che implica quindi delle degenerazioni progressive, che implica disabilità e che implica complessità. Pensiamo anche a quello che riguarda la dimensione cognitiva, pensiamo alla demenza, all'Alzheimer. Mi ricordo sempre le parole di Elvira, un'anziana che fa parte della casa di riposo in cui lavoro, che un giorno mi disse: dottoressa, mi sento morire il cervello. Questa cosa mi ha colpito perché si parla di morte di qualcosa che non si vede, una morte invisibile del cervello in questo caso. Quindi una serie di perdite molteplici, una serie di lutti continuativi, cumulativi. Quali perdite? La perdita dell'autonomia, le perdite del controllo, della sicurezza, le perdite invisibili, dicevamo, delle relazioni, del ruolo, dell'identità. La persona malata di Alzheimer che non si riconosce più, il figlio che non riconosce più il suo padre perché suo padre ha perso quello che era la sua identità, il suo essere fino a quel momento, il suo passato, la perdita del futuro. Cosa accadrà a mio padre adesso che non è più lui? Tutta questa serie di perdite quindi non solo per il malato ma anche per i familiari, ecco la complessità, ecco coloro a cui noi andiamo a intercettare e a interagire proprio come associazione, proprio perché i familiari, è stato dimostrato e noi lo viviamo ogni giorno, vivono il lutto in maniera a volte molto più forte rispetto alla persona stessa. E poi la parola accompagnamento, questa parola così forte, così complessa, che ci pone degli interrogativi, delle domande, delle suggestioni che io oggi vi riporto. Per quanto riguarda le malattie neurodegenerative, quando davvero possiamo cominciare a parlare di accompagnamento? Nel momento della diagnosi, nel momento in cui c'è un peggioramento clinico significativo, oppure nel momento della fase terminale? E poi, quando è veramente la fase terminale? In patologie che durano 10, 15, 20 anni. E poi dove? Qual è il luogo dove fare questo accompagnamento? È l'hospice? È davvero l'hospice il luogo ideale? O forse il domicilio? O in realtà sono le strutture residenziali, che ad oggi sono sempre di più luoghi in cui queste persone vanno a passare i loro ultimi anni. La casa di riposo è ormai diventato il luogo in cui gli anziani che hanno malattie di Parkinson, che hanno demenze, che hanno comorbidità anche di tipo cognitivo molto importanti, vanno a passare a volte i loro anche gli ultimi 10 anni di vita. Pensate anche all'impatto di queste strutture, ad oggi sempre più diffuse. E poi chi è che si deve occupare dell'accompagnamento per questo tipo di patologie? Il medico di base, il geriatra in alcuni casi, lo psicologo, il terapista, il familiare, la badante, il volontario. E poi come questo accompagnamento nelle malattie degenerative prende atto, con quali competenze? Siamo veramente formati per questo tipo di patologie così complesse ad accompagnare? Siamo formati a livello comunicativo, siamo formati ad esempio, pensiamo al tema del dolore, delle persone che non riescono a comunicare, come un anziano con demenza. Il dolore intendo non solo fisico, ma pensate al dolore psicologico, al dolore spirituale di un anziano che non può più comunicarci questa sua sofferenza così forte. Ed ecco che quindi il tema della formazione e delle competenze di chi si addentra ad accompagnare questo tipo di persone. Quindi queste suggestioni chiaramente in questi pochi minuti hanno solo lo scopo di veicolare un po' delle suggestioni che spero ognuno di voi si possa portare a casa oggi. E volevo concludere, siamo partiti dalle parole, e volevo concludere con delle parole per me significative. Sono le parole di Maria. Maria è la moglie di un anziano che ha l'Alzheimer e che ci dice di fronte a questa fase ormai avanzata di malattia: non è lui, non sono io. È quello che spesso penso quando l'aiuto a camminare. È necessario quasi sempre tenerlo per tutte e due le mani per dirigerlo meglio da una stanza all'altra. Il ricordo della sua vitalità mi colpisce come una ferita che ancora sanguina. Non è lui, non sono io. Vedete qua le parole mi diventano metafore di quel lutto che è così forte, una ferita che ancora sanguina.
E infine le parole di Pia. Pia è una signora che ha la sclerosi laterale amiotrofica e che ci dice: io abito in un corpo sempre meno vivo, smagno per muovermi, non camminerò mai più, è noioso vivere così, ma io ci devo convivere. Questa parola credo che sia significativa, non si parla qua di morte, si parla di vita, convivere, vivere con cosa io devo convivere, con le perdite, con qualcosa che non c'è più, con qualcuno che non tornerà più quello di prima. Ecco perché credo che la parola convivere sia ciò da cui dobbiamo partire per parlare di un accompagnamento che, per essere veramente efficace, che abbia senso, non sia un accompagnamento alla morte, ma che sia un accompagnamento al vivere negli ultimi istanti, ma anche soprattutto per coloro che resteranno con questo fardello fino alla fine della loro esistenza. Questo per ritrovare davvero un senso alle parole che noi utilizziamo. Grazie. Grazie dottoressa Bencacce. Ora diamo la parola all'ultimo dei nostri relatori della mattinata, Paolo Giacopello, psicologo responsabile sociosanitario di residenza per anziani e hospice di Porto Ruaro. Buongiorno a tutti, grazie per essere qua. Io in realtà sto sostituendo Daniele Dalben, che è direttore dell'ente che qui rappresento, Francescon, che per impegni familiari non è voluto venire. Ieri sera mi telefona e mi dice: Paolo, ho avuto un'urgenza, domani a Venezia vai tu, io sarei comunque venuto, Vittore, e inizia a parla di questa esperienza. L'avevo letta, mi ero avvicinato al convegno, ero da mia nonna, lei mi ha guardato e gli faccio: nonna, domani andrò a parlare al convegno. Che convegno? Dico il titolo e mi fa: semplice, 100 volte nella vita, questo senso hai, quando che se nasce e quando che se muore. Quindi lei avrebbe anche risolto così, in maniera molto semplice. Mi pareva una cosa chiusa di qua l'intervento con queste 5 parole, perché se stiamo di essere poco credibile. Io di mestiere nasco di formazione psicologica. Nasco di formazione psicologica, poi mi specializzo in direzione strutture sanitarie complesse, sono responsabile sociosanitario di un'IPAP che ospita circa 150 ospiti, li chiamo ospiti volutamente, poi vi dirò perché, e più ospita uno dei nuclei del dottor Lamarca, diretto dal dottor Lamarca, quindi anche un nucleo hospice. Io mi sono chiesto e vorrei proporvi questa riflessione perché oggi mi piacerebbe con voi in questi 10 minuti fare un brevissimo tuffo su quella che è la realtà assistenziale che è molto diversa dalla realtà ospedaliera, è la realtà che nasce dal sociosanitario, quindi da quella cultura antica dell'assistenza che un tempo si mutuava da suore, preti, nostramente un tempo era un convento, no? Che curavano e accudivano queste persone. Noi da quell'esperienza veniamo, non veniamo dalla formazione medica, non veniamo dalla formazione clinica, deriviamo da là. E quell'origine, il nostro ente a 100 anni, ha lasciato dei segni indelebili. Quindi quando io dico con che occhi vogliamo guardare questo fenomeno, oggi io vi proporrei di guardarlo con quelli di chi si prende cura. Sapendo che chi si prende cura è una persona che come me, e io cosa sono? Io ho invidiato in realtà tantissimo. Borbolini prima che parlava, non so dov'è, mi è piaciuto. Mi sei piaciuto tantissimo perché ho invidiato con ammirazione assoluta la tua capacità di prenderti del tempo per stare con queste tematiche. Io in realtà sono rappresentativo della nevrosi, quindi io sono nevrotico, fiero di esserlo, nel senso che la mia vita professionale è molto veloce, è molto rapida, è così rapida che spesso non ho tempo neanche di fermarmi per pensare alle cose della mia vita. Sono molto impegnato a pensare alla vita degli altri, a gestire 150 persone e sono sempre che corro. Così come me, anche quelle piccole uova che vedete lì, che rappresentano quelli che si prendono cura, con le loro fragilità, con le loro espressioni diverse, sono in realtà nevrotici, un po' come me e spero come voi, insomma, non voglio essere l'unico. Può andare peggio nelle prove, sì. Non sono ancora psicotico poi. Bene. Quindi partendo da lì, la proposta di oggi molto rapida è farvi assaggiare la cultura sociosanitaria. La cultura sociosanitaria non è solo curare, ma anche prendersi cura, nel vero senso della parola, perché i nostri pazienti, intanto non sono più pazienti, sono ospiti,
non è definito che l'ospite sia per forza meglio di paziente, però sono ospiti. E sono ospiti che noi accompagniamo certi della loro morte, quindi quando arrivano da noi sicuramente stanno andando in quella direzione. La differenza con un reparto ospedaliero sostanziale è che queste persone arrivano da noi con bisogni emotivi, affettivi, di autodeterminazione spirituali che si concretizzano nella vita in residenza perché portano da noi la loro vita. Quindi non un momento di malattia, non portano con noi da noi una situazione morbosa, portano da noi una situazione di vita e di vitalità che per quanto residua e breve è ancora presente nella loro esistenza. Quindi noi per forza dobbiamo porre al centro di ogni progetto individuale la persona, non la malattia, non la patologia, non la farmacoterapia, perché sennò diventiamo matti. E qui due caposala del nostro ente che sanno come vuol dire gestire la polipatologia dei nostri malati. Non possiamo porre al centro quello, perché se noi andiamo in ospedale dobbiamo porre al centro la persona con i suoi bisogni. Ovvio che porre al centro la persona con i suoi bisogni mi costa molto come operatore, moltissimo, perché per farlo io devo mettere in gioco sempre e continuamente le mie risonanze emotive, quindi quelle che sono le mie risorse, emotive, che sono una risonanza anche corretta, che sono il mio elemento, quello che porto all'interno del gruppo di lavoro. Devo portare il mio stile relazionale, cioè chi sono e come mi relaziono con il mio carattere, perché io magari sono così chiaramente un pochino più simpatico, più leggero, ma con questi 150 dipendenti non sono tutti simpatici leggeri, non sono simpatico particolarmente, però mi piacerebbe farmi comprendere che ognuno porta se stesso in tanti momenti della giornata, con tanti pezzi di vita, con tante esperienze personali. Tantissime, insieme alle esperienze sono anche le paure e ci sono poi le competenze professionali che però in quell'ambito non sono sufficienti per garantire una relazione vera e onesta con l'assistito, quindi quelle sono marginali rispetto all'assistenza che noi diamo. Certo ci sono, ma se io le faccio diventare centrali rischio di diventare una batteria, un allevamento e questo non può funzionare in ottica assistenziale. Quindi se mi costa così tanto, vedete l'ho detto che mi si è stancato, io per forza di cose devo generare e genero un legame significativo. Quindi ogni persona che io incontro, e ci terrei a dirvi che ne incontro davvero molte nell'arco dell'anno, una residenza di medie dimensioni, poi lo vedremo molto rapidamente, vede morire circa 100 persone l'anno. Okay? Quindi un nostro operatore si distacca, le parti sono 5, da 25 persone l'anno, persone non che ha conosciuto così un minuto, un mese, 15 giorni, che ha conosciuto per diversi mesi, quindi con cui ha creato un legame, come vi dicevo prima, con cui ha condiviso parti vitali ed esperienze personali. Quindi io vivo con due grandi verità: tutte le persone che assisterò, quel povero vetto è un operatore sociosanitario, un infermiere, un medico anche, e dice che tutti i miei assistiti prima o poi moriranno, per forza di cose, perché se no non sarebbero lì. E in più io non sono capace, nel senso che non ho la possibilità di lasciarli soli in questa fase così delicata, perché se li lascio soli vuol dire che non sto facendo bene il mio lavoro, vuol dire che non ho dentro di me una cultura assistenziale vera, consolidata. Quindi capite bene che, come dicevo prima, se 100 sono i legami significativi che io genero ogni anno e devo generarli, con quello che ho messo in campo rischio di rompermi, e se mi rompo tutto il gruppo si rompe, perché il gruppo funziona. Sapete bene che se un gruppo lavora con la grande armatura della professionalità, non è detto che deve mettere in campo per forza delle relazioni. Se il gruppo lavora con l'emotività e con l'empatia, invece per forza deve fare questo. Quindi se mi rompo io rischio di far prendere paura anche ai colleghi e rischio di rompere anche i colleghi, e questo è il grande rischio delle residenze per anziani. La proposta che sono qui a farvi oggi è così, non mi dilungo ancora tantissimo, la proposta a farvi qui oggi è quella della necessità che le residenze come la nostra, comunque le culture sociosanitarie, debbano definire un protocollo legato all'accompagnamento del fine vita, un protocollo che abbia caratteristiche legate a procedure di accompagnamento, quindi scientifiche, ma anche che definisca una ritualità. Perché questi legami hanno bisogno di essere lavorati. Se io ogni volta che assisto alla fine di una vita, a un decesso, non riesco a vivere, io operatore non riesco a vivere con completezza e quindi con rito
la fine di quella vita, io rischio di montare in turno al turno successivo senza più trovare quell'anziano con cui ho passato gli ultimi 6 mesi della mia vita e con cui ho creato una relazione significativa. Quindi è fondamentale per noi non far finire la vita del nostro ospite con la morte, ma farla finire anche con i 3 giorni che dopo la morte, prima del funerale, accompagnano la vita la scomparsa di questa persona, per consentire a tutti gli elementi del gruppo, a tutte le persone, di vivere appieno l'esperienza morte, per consentire a tutti di poter dare un saluto a questa persona e quindi ricostruirsi per le relazioni che arriveranno subito dopo. Questo è il contributo che volevo darvi, salutandovi con questo, perché per fare quello che vi ho detto serve attingere per forza a risorse personali. Quindi per fare il lavoro che vi ho descritto è necessario attingere alle risorse personali e metterle in campo. Quindi se un uomo viene rotto da una forza esterna, la vita finisce. Quindi quando la morte lo rompe, faccio molta fatica poi a governare le altre morti. Se invece viene rotto da una forza interna, una vita inizia. Questo è quanto. Grazie anche al dottor Paolo Giacopello. Mi verrebbe da dire, Paolo, che forse ci aveva ragione la tua nonna allora, che in 2 momenti, no, si è assolutamente soli nella nascita e nella morte, perché negli interessantissimi interventi di questa mattina abbiamo messo un po' in tensione, mi pare, principalmente la questione della morte, la questione della solitudine, e che sono contenuti naturalmente nel titolo, e sul come prepararci noi operatori, diciamo così, a sostenere il morente nel suo percorso. E ci sono alcuni spunti che mi hanno colpito molto e che poi mi piacerebbe che condividessimo anche con Emanuele, e per 5-10 minuti di domande e di interventi. C'è quella bellissima poesia di John Donne che inizia parlando del fatto che nessun uomo è un'isola, no? E ad un certo punto dice e dunque non chiedere mai per chi suona la campana, suona sempre per te. Cosa vuol dire questa poesia John Donne? Che la morte dell'altro, la morte della persona che ci avvicina, immediatamente ci rimanda esistenzialmente, direi, alla finitudine nostra. E credo che quello che mi è balzato agli occhi di più questa mattina nei vari interventi fatti, in particolare soprattutto parlo in quello che diceva la tua nonna, è che c'è una solitudine nel morire, perché da quel tunnel, come parte dell'iconografia sulla morte descrive questo passaggio, si passa tutti da soli, nessuna descrizione di questo passaggio, neanche dei bambini, è mai stata fatta per manina con qualcun altro, casomai ti aspettano di là, ti accompagnano di qua, ma quel passaggio lì si fa da soli. E quindi quella solitudine, in qualche modo, che stamattina Ines Testoni invocava, così come Bormolini, necessaria sia per stare vicino a chi a quel passaggio del tunnel si sta avvicinando, e quindi per fare i conti con il nostro tunnel, naturalmente solo una metafora quella del tunnel senza nessuna evidenza scientifica, richiede appunto questa ars moriendi di cui ci parlano gli antichi greci, i latini e tutta la saggezza antica, e di cui lo stesso Freud, per esempio, diceva in quel famoso passaggio sulla questione della guerra, si vis vitam para mortem, cioè se vuoi vivere la vita, qualcuno traduce sopportare la vita, ma non mi piace, perché se si sopporta la vita c'è qualcosa che non va. Se vuoi vivere la vita, preparati a morire, no? Diceva Freud. Allora credo che quello che stiamo cercando di fare qua noi oggi è un pochino darci da fare con questa ars moriendi che riguarda uno per uno ciascuno di noi nel momento in cui ci appassioniamo a questo tema. Mi taccio, che sono stata anche troppo lunga, perdonatemi, se vuoi aggiungere qualcosa, Emanuela, se no diamo la parola. Sì, no, in realtà non voglio aggiungere nulla proprio per non togliere spazio se ci sono degli interventi. Anzi, vedo già un collega che ha voluto dire qualcosa. Possiamo dare un microfono, grazie.
Presentatevi, dite se siete medici, psicologi, volontari o quant'altro. Grazie. Abbiamo 10 minuti. Grazie, Giacomini, Venezia. Allora, la prima cosa, un ringraziamento a tutti gli organizzatori, non solo per aver scelto una splendida sede, ma anche perché questa è la sede della confraternita della Buona Morte. E sede più adatta non ci poteva essere. Confraternita della Buona Morte seguiva quelli che dovevano essere a Venezia i piccai, gli impiccati, e anche dunque serei dovevano essere accompagnati, e Venezia si è sempre distinta per i suoi livelli di assistenza gratuita e volontaria verso i miserabili. Oggi, per quello che riguarda il tumore, un grande ringraziamento va alla Presidente dell'Odovato di Venezia, perché indubbiamente loro rappresentano per i pazienti tumorali una confraternita che fa tanto bene. Ma non ci sono solo i pazienti di tumore, ci sono pazienti di tutti i tipi, e anche se protetti da un paravento, spesso anche a casa muoiono con catetere. Ho quasi finito. Con catetere e in mezzo alla cacca, anche se hanno il pannolone. Bene, allora il mio ringraziamento va in particolare a due relatori di oggi, Giacopello e il relatore Claudio Ferro, perché essi hanno messo in risalto l'importanza della relazione, e quella mamma che non accetta di essere pulita nel sedere del figlio perché è un uomo dal nipote, trovano nelle carezze di chi li accudisce, che può essere per pulirli ma anche solo per lavarli o per qualunque cosa, trovano un motivo molto importante di vita. Dunque grazie a Giacopello, grazie a Ferro. Grazie. Vedo in fondo un altro. Grazie mille, sono Osvaldo Calvano. Mi è piaciuto l'intervento di Francesco, però mi ha lasciato un po' perplesso la parte finale sulla ritualità e soprattutto sul protocollo, perché il protocollo è qualcosa di freddo, che toglie la parte emotiva, mentre nella tradizione psicologica c'è la supervisione, la formazione di gruppi marini per lavorare insieme. Cioè purtroppo i tempi moderni ci hanno levato questa possibilità, dobbiamo recuperarla. Aggiungo al tuo contributo ringraziandoti perché condivido al 100% il protocollo, è lo strumento gelido e freddo che ci consente di raggiungere in maniera rapida tutta l'organizzazione. È evidente che la cosa bella delle residenze per anziani è la cultura ingenua, quindi la capacità ingenua delle persone che arrivano da una cultura profonda e radicata di rapportarsi all'evento morte. Lo sanno fare meglio di un corso, meglio di un protocollo, meglio di qualunque altra cosa. Però noi abbiamo il dovere di portare avanti questo sapere che sta morendo in realtà, perché le nuove generazioni non sono così preparate. Quindi io vedo che gli operatori sociosanitari usciti dal diploma quest'anno sono diversi da quelli che conosco usciti da 40 anni fa, perché culturalmente questi hanno bisogno di un lavoro, gli altri avevano fatto una scelta, ok? Quindi questo è lo strumento, hai ragione Freddo, bisognerebbe trovare qualcosa di... io poi lo rendo in pratica con la ritualità. Per noi la ritualità è il momento di lasciare a disposizione di tutto il reparto il defunto all'interno di una cella mortuaria, insomma, per il saluto, quindi poi la pratica la declino in quel modo lì, però è lo strumento più semplice che abbiamo per incontrare una grande organizzazione, però sono assolutamente con te in questo. Grazie. Salve,
dottoressa Elena Sangra della rianimazione di Venezia. Buongiorno a tutti e ringrazio tutti per questo bell'incontro. Vorrei solo spostarmi un attimino con 2 parole dal paziente morente e spostarmi verso i familiari del paziente morente, in quanto frequentemente lavorando in terapia intensiva si ha a che fare con l'impatto parentale piuttosto che con quello del paziente che frequentemente non è cosciente, non sempre ma frequentemente. A questo proposito io non faccio la domanda a una persona in particolare di voi, ma a chi vuole rispondere, perché le competenze sono molteplici e oltretutto ben omogeneizzate, diciamo, quindi chi se la sente di darmi una risposta in poco, diciamo, in breve, su quello che può essere l'approcciarsi a questo invece ai parenti. Grazie. Sì, collega, ti rispondo proprio da anestesista rianimatore, visto che io sono nato così e sono finito come palliativista. Io ho iniziato molti anni fa in una piccola rianimazione in provincia di Padova ad Este, e dato che evidentemente avevo già dimostrato una innata disponibilità nei confronti degli altri, empatia si chiama, il mio primario mi ha subito affibbiato l'onere di comunicare le cattive notizie ai familiari. Allora, cosa manca in una terapia intensiva e in un ospedale, se mi consenti, allargo un po' il compito? Molto spesso c'è una scarsa attenzione al fatto che quella persona morente, quella persona che tu hai in gestione, che magari è già in coma, non vive solo la sua malattia, ha un nucleo familiare che va sostenuto. Per cui ci sarebbe bisogno, io lo dico sempre, insomma, sono qui con voi psicologi perché siete assolutamente indispensabili, fondamentali. Bisognerebbe riuscire finalmente a trovarvi degli spazi professionali adeguati in ogni reparto, non di terapia intensiva. Ospedaliero dovrebbe esserci comunque un supporto psicologico, non solo per i malati, non solo per i familiari, anche per gli operatori, perché gli operatori della terapia intensiva sono dal più alto rischio di burnout. Quindi queste cose noi le sappiamo. Bisognerebbe che un po' di attenzione a questi problemi, non solo la classe medica, ma anche i nostri amministratori l'avessero. Basta a noi presentare i nostri bisogni. I nostri bisogni sono anche i bisogni di tutte le persone che assistiamo. Grazie. La mano alzata prima. Sono Osvaldo Zapò, sono psicologo di Zaneto. Volevo allargare un po' la prospettiva con una domanda. Come può una società disumana come la nostra aspirare ad una morte umana? Dico disumana perché presenta proprio le caratteristiche di dolore, di perdita, dipendenza, autosvalutazione a tutte le età. Ed è quello che noi cerchiamo di rimediare, no, per quando uno muore. È molto lodevole che ognuno faccia bene quello che fa, e quindi mi rallegro e incoraggio a far sempre meglio, però tenendo presente che il problema è anche molto generale, cioè va oltre la malattia e la morte. Vuole rispondere? Lei ha toccato un tema che secondo me è centrale. Il fatto che noi ci siamo trovati qui oggi, ma che da alcuni mesi c'è una particolare attenzione a livello nazionale alle cure palliative, è la risposta, è l'unica risposta che noi possiamo dare in questo momento. È un problema squisitamente culturale. Noi dobbiamo fare cultura, cambiare non la testa delle persone, che è impossibile, ma con le idee che ci sono già. Le cure palliative in Italia sono arrivate molto tardi rispetto al resto d'Europa. È un problema culturale. Questa mattina si accennava ad una legge che adesso dovrà passare alla Camera. Sono trascorsi 20 anni da Oviedo, quindi noi abbiamo un ritardo
eccessivo in Italia per la realizzazione compiuta delle cure palliative. Pensate che la legge 38 del 2010 compie tra poco 7 anni, anzi li ha compiuti perché di marzo. In questi 7 anni onestamente le cure palliative a livello nazionale e regionale sono fatte in maniera molto parcellare. Allora è un problema di cultura. La cultura si fa attraverso la conoscenza, la informazione, quella che siamo venuti a fare qui questa mattina, ma anche al passaparola, per cui ciascuno di noi deve farsi poi promotore di diffondere almeno l'interesse a questi argomenti, non tanto a studiarli, diffondere l'idea che si può fare qualcosa. Non è vero che necessariamente la medicina deve essere quella che attualmente come viene interpretata, la panacea di tutto, ma può essere anche la medicina che facevano, lo dico sempre, 50 anni fa i vecchi medici condotti, che magari rispetto ai nostri standard di conoscenza erano sicuramente molto ignoranti, ma che c'erano, erano presenti, conoscevano, facevano la cosiddetta medicina umanizzata. Allora il fatto che dobbiamo ritornare a riscoprire qualcosa che è già presente nella nostra professione e che invece per esempio gli infermieri conoscono molto bene, sono molto più avanti di noi medici, lo dico qui non lo dico a te, lo dico al nostro Presidente, perché credo che questi temi siano temi che l'Ordine deve assolutamente riprendere in mano e favorire come diffusione. Quindi è un problema culturale, dobbiamo piano piano cercare di tutti assieme di migliorare. E solo integrazione di quanto hai detto, Luciano, se posso, io ho trovato compassione e accettazione che sono secondo me le parole cardine per discutere di questo, quindi vedere quando un uomo vive la relazione con accettazione e compassione, le ho trovate vive, presenti, autonome, ingenue all'interno del contesto di cura che vi ho descritto, ma ce ne sono altre decine di questi contesti di cura. Quindi se volete vedere persone che hanno insite questi valori, esistono operatori sociosanitari, infermieri, e che lavorano a contatto ogni giorno con le miserie umane, con la parte più volgare di noi. Tutto qua.